Eccoci, che calcio che fa? Siamo di lunedì e quindi è logico che iniziamo a parlare la settimana che è legata a tante trasmissioni, ad alcune trasmissioni in streaming che riguardano anche i libri. Sapete che a lunedì invece c'è il calcio. Oggi non presenteremo un libro legato al calcio, sarà per la prossima volta. Abbiamo però degli argomenti, abbiamo un ospite differente, nel senso che non è nell'ambiente prettamente calcistico, ma è nell'ambiente artistico e musicale, e quindi avrò il piacere dopo di introdurre Simo Roy. Nel frattempo ricordiamo che Calcio che fa è un format che va appunto in streaming sulle pagine Facebook innanzitutto di Silver Music Radio, che è una delle prime radio web d'Italia, silvermusicradio.it. Va sui social, ovviamente quelli collegati, quindi di Facebook, Instagram, ma anche in diretta su Twitch e su YouTube, quindi ha i suoi canali veri e propri. E poi ricordo che è collegato anche all'associazione Conosci Frederick, per la ricerca e la cura della tassia di Frederick, www.per-ema.it, per chi volesse appunto in qualche modo aiutare questa associazione che è molto ma molto seria e interessante. Quindi mi raccomando, ogni giorno per Ema. Il calcio di questo weekend, siamo arrivati alla 37esima giornata, stasera c'è la partita, l'ultima partita, che appunto è Sampdoria-Fiorentina, che non ha moltissimo da dire se non per la Fiorentina che deve rimanere agganciata al treno dell'Europa. Lo vedremo, perché ovviamente settimana prossima ci saranno delle partite interessanti in questa direzione. Per ciò che riguarda la Serie B, per chi dovrebbe andare in Serie B, ci sono stati già dei verdetti al Venezia, al Genoa, ma la sconfitta del Cagliari a casa sua con l'Inter ha pregiudicato ovviamente l'aggancio ipotetico alla Salernitana, e quindi alla Salernitana basta pochissimo settimana prossima per riuscire quindi a raggiungere il risultato finale di questa rincorsa lunghissima per cercare di mantenersi nella Serie A. Da questo punto di vista veramente è una piccola favola a livello calcistico. Allora abbiamo detto che come ospite abbiamo un personaggio che viene dal mondo dello spettacolo, un artista e un cantante, musicista. Lui dice di vario tipo, io in qualche modo, anche a me che piace tantissimo la musica, ovviamente lo catalogo, perché io sono di vecchia maniera nella musica rap, quindi conosceremo anche questo lato. A Che Calcio che fa mancava questa sfaccettatura, e quindi sono molto curioso, e quindi introduco ovviamente Simo Roy. Ciao. Ciao a tutti, ciao a tutti. Eccoci. Allora, vabbè, io scherzo un po' perché ovviamente mi piace o anche un po' provocare. Devo dire la verità che la musica rap mi lascia ancora un po' distante, non riesco a trovare le chiavi, diciamo, di lettura totali, perché positivo, io vengo da un periodo in cui c'era veramente una grandissima, quando ero ragazzo c'era tantissima musica in tutte le direzioni. Adesso c'è un po' più di limite. Ecco, questa è l'accusa che io do un po' nei confronti degli artisti, no? Che fanno questo tipo di musica, in cui la parola però diventa importante, e infatti c'è una scelta, per esempio nei testi, più quasi che in quella musicale, no? Questo almeno quello che mi appare. Dimmi se sbaglio. Per me la musica, particolarmente la mia, sono emozioni, sono sensazioni, quello che vivo. Quindi devi ascoltare il testo, bisogna avere più, magari meno pregiudizio sul genere e cercare di entrare nel percorso dell'artista in questione. Adesso sto generalizzando, e No, no, no. cercare di capire perché questo artista ha scritto in quella maniera. Allora è diverso. Non Allora, è beh, in ogni caso il discorso delle emozioni, è vero che per qualsiasi forma artistica parlare di emozioni è è la spinta vera e propria, quindi che uno scriva una poesia o riesca a fare un testo di una canzone o comporre, evidentemente c'è una vibrazione personale, quindi questa è la cosa fondamentale, da questo punto di vista è ineccepibile. E diciamo un po', forse io sbaglio certe volte a mettere sullo stesso piano, sono due piani totalmente differenti, e poi le generazioni nuove hanno ovviamente
dei significati differenti da quelli che potevo avere io. D'altronde ho anche una certa età e potrei essere tuo padre tranquillamente. Va Però bene. mio papà apprezza, mio papà, nonostante avendo un'altra età, Apprezza. apprezza, ma non perché sono io, ma anche altri artisti. Lui ti confermo, ti dico che lui apprezza la canzone che giustamente dà le giuste sensazioni e emozioni all'ascoltatore. Quindi Certo, certo. Senti, parlando appunto dal punto di vista, diciamo, artistico e discografico, sei in questo momento in rampa di lancio, quindi a me fa piacere poi di averti, perché tra pochissimo, a metà giugno, mi hai raccontato, esce il prossimo disco. Vuoi accennare un attimo a questa iniziativa? Sì, grazie. Il prossimo disco, cioè il nostro primo disco della White Shark, esce il 17 giugno e non vediamo l'ora di farvelo sentire, e troverete dentro delle chicche. Delle chicche cosa vuol dire? Senza svelarci niente, ovviamente, ma cosa intendi per chicche? Delle partecipazioni di qualcuno, oppure non No, no, so, proprio utilizzo di strumenti particolari? a livello di sound, a livello di testi, proprio secondo me vale la pena mettersi lì a ascoltare, perché è un disco molto introspettivo e ti fa fare il tuo viaggio nel tuo cervello, dove comunque pensi, però guarda che bello questa rima, questo suono, questo flauto, proprio è un in generale, è una cosa generale che ti fa dire bello, proprio un bel disco, cioè spero che sia così, perché per noi che l'abbiamo registrato e prodotto è così. E spero che Ma anche questo penso che sia valido per qualsiasi artista. Alla fine, dopo il test ce l'hai davanti alle persone, però è anche vero che ci sono tantissimi dischi che hanno avuto magari delle difficoltà, ma sono stati riconosciuti ampiamente dopo dalla critica. Quindi il suono deve entrare. Molte volte ci sono invece dei dischi che piacciono, sono pompati, piacciono magari subito, dopo la terzo o quarto ascolto non li vuoi più sentire. Quindi credo che sia anche importante riascoltare qualcosa che in un primo momento magari percepisci in una forma di più distante. il riascolto è importantissimo, il riascolto di un disco di un artista, perché sì, puoi capirlo al primo, ma non vai a sentire i dettagli, a magari quella frase che non hai capito bene al primo ascolto, nel secondo riesci a capirla, dici, ah, però adesso ho capito cosa voleva dire quella frase. Cioè, ascoltare un disco non è metto la cuffia, vado a correre, l'ascolto e finita lì. Devi anche capire quello che l'artista vuole comunque trasmettere, quello che vuole dire, quello che ha vissuto. Senti, È un insieme di cose, dai, è un insieme di cose. il gruppo si chiama, White Shark, quindi praticamente uno squalo bianco, no? il Ecco. orecchino che c'ho addosso. Eh, allora, senti, Squalo Bianco, devo dire la verità, e adesso parliamo un po' di calcio, no? Sì. Ritorniamo un po' all'argomento base. C'era una volta uno squalo bianco e nero che è durato la bellezza di 9 anni con 9 scudetti. Adesso negli ultimi anni, le ultime 2 stagioni, chiaramente si sono rotti un po' tutti i cocci e si sta cercando di recuperare. Allora io ti dico, questo signore, lo vedi? Sì. Sta facendo bene oppure no? Perché io vedo delle critiche, per me sta facendo molto bene, però io leggo delle critiche un po' eccessive nei confronti di un allenatore che ha dovuto ereditare una squadra senza CR7, che comunque per 2 anni è stata, io dico anche un po' vittima, no, di CR7, perché sposta tutto verso di sé, poi se ne va via, lascia un vuoto, e sono stati bravi a prendere Vlahovic e poi recuperare qualcosa, manca qualcosa poi ovviamente a centrocampo, e poi in difesa ci sono delle grosse difficoltà. Esatto, come in tutte le cose c'è un inizio e una fine. Il fine del ciclo Juventus era evidente anche 2 anni fa, prima dell'arrivo di Pirlo. La squadra ha perso comunque dei giocatori importanti, che sono Cristiano Ronaldo, Alexandro non è più come quello di una volta, si vede che comunque ha evidenti cali, e a livello di prestazione anche lui non è che sia come 3-4 anni fa. Sì. Sono tante le cose, sono tanti i giocatori da rivedere, sono tanti magari anche le motivazioni, no? Le motivazioni che comunque hanno nel giocare in questo modo. È complicata la situazione per me, molto complicata. Allegri è quello che ne ha le colpe, perché comunque è l'allenatore,
E anche l'anno scorso con Pirlo hanno fatto le stesse cose, l'hanno lasciato a casa per prendere Allegri pensando che andavano a fare chissà che cosa, ma poi in fin della fiera, se tu guardi le statistiche a livello numerico, Pirlo ha fatto meglio di Allegri. Sì, è anche vero che tutto il campionato effettivamente è stato un po' più a ribasso. L'anno scorso è stato più difficile perché c'era anche la linea. È stato vinto, adesso non mi ricordo più con quanti punti, 90, boh, e quindi è logico che sia abbassata quest'anno, e quindi la Juventus è entrata già da insomma, già da bel po'. L'anno scorso fu proprio la penultima partita, quindi con Pirlo, perché era molto alto la soglia per entrare nell'ingresso, diciamo, e poi c'era la squadra come l'Atalanta che era molto forte, quest'anno invece ha L'Atalanta tentennato. è partita bene quest'anno però l'Atalanta, se non ricordo male. È partita molto Sì, bene. è andata scendendo, è andata scendendo, ha avuto un momento di crisi e dopo, vabbè, al limite ne riparleremo perché andiamo a vedere dopo un po' ad analizzare le varie situazioni. Ritorniamo dopo sul discorso della Juventus, che ci sono altri argomenti. Vediamo un attimo quelli che sono stati, diciamo, i risultati, quindi andiamo a vedere subito. Allora abbiamo Empoli-Salernitana 1-1, è stato questo pareggio ovviamente che ha messo un po' in difficoltà il rigore sbagliato da Perotti alla fine, che avrebbe garantito ovviamente alla Salernitana la salvezza automatica. Poi Udinese Spezia, un 2-3, partita ormai che non dicono più niente se non per lo spettacolo. Verona Torino, una partita tosta, un Torino che comunque non molla nulla. Roma Venezia, questa è stata una sorpresa, un Venezia che ormai era... Al primo minuto sono preso nel Venezia. Esatto, ma poi soprattutto non riuscire tutta la partita appunto a recuperare in casa, è stato molto, questo potrebbe costare tantissimo alla Roma di Mourinho. Poi abbiamo Bologna-Sassuolo 3-1 in scioltezza da parte del Sassuolo, Napoli-Genoa l'ultima partita di Insigne, Milan-Atalanta una partita che si è risolta a mezz'ora dalla fine per 2-0. Che discesa che ha fatto Teo Hernandez. E dopo le vediamo, esatto. Poi abbiamo Cagliari-Inter, una partita che non era per niente scontata, è stata vinta dall'Inter per 3-1. Qual è stato il risultato che ti ha in qualche modo un po' colpito? Sicuramente vedere la Roma pareggiare e subire un gol al primo minuto è stato scioccante. Sicuramente. Capito, bene. Questa è effettivamente la partita più difficile da accettare, credo. Poi vabbè, le altre erano abbastanza scontate. Poi staremo a vedere appunto la partita di stasera tra Sampdoria e Fiorentina che conclude appunto il 37esimo turno. Poi abbiamo la classifica, andiamo a vedere qui, quindi abbiamo il Milan che mantiene i 2 punti di vantaggio nei confronti dell'Inter, e quindi basta un punto a Reggio Emilia contro il Sassuolo settimana prossima per riuscire quindi a in qualche modo a portare avanti lo scudetto. Sarebbe paradossale arrivare a pari merito Inter e Milan, e solo per quel maledetto derby, dico da interista, ovviamente, in cui c'è stata, diciamo, un 5 minuti di pazzia da parte di paura particolare, insomma, vabbè. Quindi l'Inter a 81, il Napoli comunque a 76, che si è un po' disunito. Insigne ha segnato però, prima di andare via. Sì, esatto. Quindi... E poi abbiamo la Juventus a 69, ormai già da tempo in quarta posizione. La Lazio, qua si apre una bella bagarre tra Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta, 4 squadre per 2 posti, poi eventualmente ci sarebbe un altro per se si concatenasse, diciamo, in qualche modo il risultato della Roma che va a vincere la Conference League, ci sarebbe un posto in più. Il 7° posto dà l'accesso alla Conference League, quindi qualcosa riusciranno a fare. Una di queste 4 rimarrà fuori dalle coppe. Poi abbiamo il Verona a 52, il Torino a 50, che era partito malissimo all'inizio del campionato, che era quasi in retrocessione. Abbiamo il Sassuolo, scusami? Era il rischio di retrocessione, sì, è vero. Mi stavi facendo riflettere. Sì. Ha fatto una bella rimonta, molto. Una bella rimonta, squadra tosta in stile Juric e Gasperini.
Poi abbiamo Udinese 44, Bologna 43, che se l'è cavata molto bene nell'ultimo periodo senza Mihajlovic, e Empoli 38, Spezia 36, che ha già raggiunto dalla settimana scorsa la salvezza, Sampdoria che è riuscita a questo turno senza giocare a essere salva, la Salernitana che non ha vinto, appunto poteva raggiungere 33 punti, sarebbe stata salva, invece ancora deve aspettare l'ultimo turno, il Cagliari che ha questa piccola fiammella di speranza, ma in realtà sarà durissima, anche se incontra il Venezia che è ultimo in classifica, il Genoa a 28 e il Venezia a 26. Va bene, allora questi diciamo sono i risultati, quindi anche la classifica. Torniamo al discorso della Juventus, poi dopo riparleremo della vetta della classifica. Tu hai detto che insomma con Allegri il risultato è stato diciamo inferiore forse come in sé rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso poi comunque una Coppa Italia, una Supercoppa è stata vinta da Pirlo, mentre quest'anno è stato fatto bene un cammino in Europa, salvo uscire col Villarreal. Ma non c'è un capo espiatorio a tutto ciò, cioè è inutile dire è colpa di quello, è colpa di quell'altro. I giocatori sono sempre quelli, bene o male. È andato via Cristiano Ronaldo e si è abbassata comunque la soglia di tensione, la soglia di voler comunque stare al top. Non è semplice, cioè, è uno spogliatoio comunque che è molto individuale. Non so se... Beh, ma forse adesso, perché vabbè, forse questo è anche un periodo che negli ultimi anni la Juve aveva investito, poi con la pandemia ci sono stati problemi economici, quindi sono stati presi dei parametri zero come Rabiot, Ramsey, no? Ecco, quindi è Io non chiaro l'avrei che... mai comprati, per esempio, né Rabiot, che è inguardabile, ultimamente inguardabile, né Ramsey. Beh, quindi allora è già data una risposta. L'allenatore ha delle colpe fino a un certo punto. Ecco, guardando per esempio una classifica, io ti dico, questo giocatore è stato preso a gennaio, ha riempito un buco, però in realtà se dietro non funziona bene, tu puoi essere anche un bravissimo puntero, ma se non funziona bene... Ne abbiamo anche parlato in separata sede, come già ti ho spiegato e già ti ho detto la mia idea, se devi costruire un qualcosa parto dalle fondamenta, non parto dal tetto. Ecco, infatti ti dico questo, guarda, ti faccio vedere una slide, guarda, sono andato a prendere Vlahovic da Wikipedia, abbiamo qua il 2021, gennaio 2022, lui segna 17 gol in 21 partite, quasi una media di un gol a partita, quasi, poi lo vediamo anche nella Coppa Italia, eccetera, eccetera. No, nella Coppa. No, Coppa Italia, giusto. Poi dopo abbiamo qua invece va la Juventus, ne segna 0,5, meno di 0,50, meno di un mezzo gol a partita e ha segnato un gol su 4 apparizioni nel Champions League. Quindi evidentemente proprio c'è un discorso strutturale, perché il giocatore dal punto di vista proprio di realizzazione non si discute, quindi qua bisogna ripartire un po' dalle fondamenta. Allora va via Chiellini, Che dolore. rimane Bonucci, e vabbè, però d'altronde anche lì è stato anche molto infortunato, quindi rimane Bonucci, c'è un De Ligt che ha i chiaroscuri, è un giocatore che è un po'... quindi qua forse dovrebbe esserci probabilmente un arrivo di Romagnoli, pare. Però forse anche un cambiamento anche degli esterni, no? Tu dicevi che Alessandro non è più quello di una volta, Quadrado che è stato un po' un effetto sorpresa, ma anche lui poveretto si deve fare tutta la fascia, diventa un quinto, quindi insomma anche qui è un po' da rivedere un po' tutta la fase difensiva. Centrocampo, hai 3 di centrocampo, però parlano anche di questo giocatore. Amo questo giocatore, lui è veramente forte. Purtroppo arriva da una esperienza dallo United che è stato un po' chiacchierato, un po' criticato, ma secondo me ha iniziato proprio male lui alla United e ha finito comunque come ha iniziato. A 6 stagioni, nel 2016 è andato, quindi aveva 23 anni, adesso ne ha 29. Ha vinto anche una Coppa del Mondo da protagonista, però. Sì, ma infatti il giocatore non si discute, quindi probabilmente, non lo so, forse nel campionato italiano... La Juve, lo stesso ragionamento. Anche perché quest'anno lo United in Premier, da quanto so e quanto ho letto, non è che abbia fatto scintille stelle. No, una squadra sempre, anzi era stato
preso Rangnick, no? Quello che doveva andare al Milan, no? Che doveva cambiare tutto. E invece bisogna ottimizzare probabilmente. Però Pogba è un giocatore che, vabbè, ritorna e bisogna vedere anche chi gli mettono dietro in fase di regia, perché ci vuole un regista, non può rimanere Arthur, giusto? Giusto, giusto. Che bisogna prendere, sarà Locatelli forse, mettere lì a rete di Metteranno Locatelli. o continueranno con Rabiot a questo punto. Però non è proprio un regista completo, no? Quindi c'è il Pirlo, il Marchisio, il Pjanic. Non esistono più quei calciatori. Lo sa meglio di me lei. Lo sa Beh, meglio vabbè. di me. Questi giocatori qua sono rari da trovare. Chi li ha giustamente fa pagare tanto. Vabbè, però Locatelli potrebbe un po' fare quello, no? Quindi l'ha un po' fatto nel Sassuolo, quindi ci può stare. Quindi magari appunto una squadra un po' più... Forse deve cambiare anche modulo, perché deve anche giocare... Il Milan per esempio gioca con questo 4-2-3-1, puoi anche giocare con due a centrocampo, quindi è anche un po' più muscolare, come può essere Pogba, che è molto bravo poi dopo andare avanti, e a fianco magari Locatelli, e poi metti 3 mezze punte, no? Davanti. Puoi anche così. Ma hai i giocatori per farlo? È sempre lì la domanda. Ma quanti giocatori allora dovrebbe prendere la Juventus l'anno prossimo? Per me dovrebbero rifare tutto per me. Tutto, vabbè, povero Agnelli che deve tirare fuori un po' di soldarelli, perché allora è un bel casino. L'errore più grande è stato lasciare andare via Marotta per me. Lì la Juve ha finito il ciclo Juve, per me. Beh, però ha vinto uno scudetto. Uno scudetto, vabbè, è arrivato in Champions, sì, ha perso, però effettivamente da quello che noi stiamo già dicendo sui vari giocatori, effettivamente dovevi già provvedere all'epoca, no? Quindi Marotta è giustamente un direttore sportivo che sa... I fiocchi. Con i fiocchi, ecco, quindi però è anche vero che vabbè, magari non c'erano risorse, no? Quindi è cambiato molto. Negli ultimi 2 anni c'è stata veramente una crisi a livello internazionale, anche le altre federazioni, no? In Spagna hanno dovuto calmierare gli stipendi, in Inghilterra hanno invece dato soldi, in Francia hanno dato soldi, in Italia non danno soldi, quindi bisogna inventarsi qualcosa, no? Quindi è stato un brutto periodo per tutti, 2 anni di Covid, con lockdown, la chiusura degli stadi, la chiusura degli eventi, è stato brutto per tutti i settori, a parte l'alimentare, è stato proprio un collasso totale. Penso anche il settore, diciamo, vostro degli eventi, perché tu lavori poi, oltre a essere artista, con le tue serate. Collaboro con DD Entertainment, che siamo una organizzazione comunque di pubblicità e eventi sul suo Organizzazione di servizi legati appunto all'intrattenimento. Esatto. Ecco, vabbè, quindi vabbè, insomma, mi sembra di capire che insomma Salvi, Szczesny, forse? Neanche. Vabbè, allora Vlahovic perché ha bisogno di tempo ed è comunque Quadrado che comunque spinge, Locatelli perché l'ha appena preso, chi altro poi? Bonucci, De Ligt a tratti, perché anche lui non è che abbia tanta continuità. Vabbè, lo tieni, dai. Sì, certo. Poi cosa tieni? Bernardeschi? No, via, tutti gli altri via. Tutti Rabiot? Soprattutto lui. McKennie? Adesso è infortunato, è vero, me ne stavo dimenticando di lo tieni o lo mandi via? Teniamolo. 6. Poi Alexandro? No, via. Danilo? Teniamolo, che mi assomiglia anche, a volte ci scambiamo. De Sciglio? È utile, molto utile. Vabbè, insomma, quindi vabbè, ci sono Morata anche lì, sai che è un bel giocatore, è un bel giocatore, ha un'ottima corsa, tecnico, però anche lui non ha continuità e se nessuno, comunque lui è un esterno, se gioca dietro è normale che gioca, cioè lui non è una punta vera. Diciamo che quello che ha fatto Allegri quest'anno è un po' cercare di mettere il giocatore giusto nella posizione sbagliata e sperare che giochi bene. Un po' ha fatto questo Allegri quest'anno, Sì. Quindi bisognerebbe vederli giocare nei propri ruoli. Allora dici, vabbè, Locatelli è centrale, gli fai fare il centrale, gioca bene, va bene. Cioè,
Va bene, quello mi sembra di capire che solo 9, di cui uno probabilmente un paio sono già riserve, quindi insomma bisogna cambiare almeno abbiamo 3. il settore giovanile che abbiamo, io ho visto la Sì, primavera, l'Under 21, ci sono certi ragazzi, giocatori che sono veramente forti e in Italia oggi, in questo periodo, i giovani in prima squadra è raro che giocano, ma molto, sì, molto. però è un vecchio discorso questo dei giovani che se il giovane è forte gioca sempre, se non è forte bisogna saperlo aspettare o mandarlo a fare un po' di le ossa da qualche parte. Ma Saluto nel frattempo Biagio Castagna, ciao Fulvio, saluto te il tuo ospite, è stato ciao. ospite settimana scorsa, eccolo qua, a pranzo a casa Juve per parlare con i dirigenti del Manchester United di Pogba, lui sa tutto. Eccoci, allora lo salutiamo, grazie Biagio, ciao, alla prossima. Dunque, diciamo che quindi allora insomma la Juventus deve essere abbastanza rifondata, ecco, quindi però io devo dirti la verità, poi chiudiamo l'argomento Juve, Allegri è l'allenatore pragmatico che sa aspettare i giocatori giusti, l'ha sempre fatto in passato e quindi a poco bisogna ripartire, è un allenatore da Sicuramente, campionato. sicuramente. Allegri è un grande allenatore, è un grande Ok, allenatore. quindi questo è già importante. Va bene, adesso invece parliamo un po' della contrapposizione tra Inter e Milan, no? Abbiamo parlato già di futuro della Juventus, allora a questo punto io non posso mettere, ovviamente ti metto il dito nella piaga e ti faccio vedere questo, eccolo qua, Dybala che è impredicato, pare, di passare all'Inter. Adesso al di là del fatto costo, non costo, ingaggio, guadagnerebbe non so quanto, adesso di là, se mettiamo appunto il condizionale, se venisse all'Inter, lo vedresti bene oppure è secondo te, visto che sei un conoscitore delle cose juventine, un giocatore che crea comunque un problema di natura tattica, molto bello a vedersi, però dopo lo devi anche un po' collocare. Qual è il tuo pensiero? Innanzitutto il mio pensiero è che perdere un giocatore come Dybala è follia. Ah, È ma per lo follia. spettacolo o per la concretezza? Perché di concretezza non sempre c'è stato, sempre ha fatto anche dei passaggi a vuoto. Sì, sì, ma ogni giocatore comunque con la prestazione non è che può essere sempre da 10. Arriva un Sì. momento in cui comunque devi comunque respirare, è normale che poi in pagella prendi un 5, un 6, non ha avuto continuità magari in questi anni, è vero, perché comunque ha avuto comunque Cristiano Ronaldo che stare dietro a Cristiano Ronaldo. Tira tutto dalla sua parte, lo sappiamo, e quindi tutto va di conseguenza. Penso a Sarri che non è riuscito a imporre il suo gioco perché sapeva benissimo Dybala è un che grandissimo giocatore, ma ha dimostrato anche nello scontro diretto. Mi sembra di aver visto un Dybala comunque molto attento, molto duro e ha giocato bene. Cioè, insomma ti dispiace che se ne vada via, poi se va all'Inter è peggio ancora. vabbè, non è peggio, anche perché comunque io sono una persona molto sportiva, cioè io dico comunque quello che è giusto, non perché sono juventino, allora è rigore per la Juventus, sempre per la Juventus. Io sono molto giusto, mi piace essere onesto. Meno male che va all'Inter, così almeno lo possiamo guardare o ammirare ancora Da con vicino, qualità. ancora da vicino, va bene. Ecco, allora, quindi Contenti gli interisti. scusami? Saranno contenti gli interisti. Staremo a vedere perché secondo me c'è un po' un problema dal punto di vista tattico, lo vedono bene a fianco a Lautaro, indubbiamente gli darebbe dei palloni giusti e viceversa, però è anche vero che l'Inter si è giocata tantissimo quest'anno di Dzeko, la posizione proprio di giocatore playmaker d'attacco che prendeva i palloni, sgomitava, l'anno scorso c'era Lukaku, adesso avere Dybala, devi cambiare qualcosina, ecco, insomma. Vedremo. Senti, parlando invece dall'altra parte, l'anno prossimo ci sarà un acquisto da parte, per adesso è bloccato, non si sa se si sbloccherà più avanti, forse aspettano che il Milan vinca lo scudetto per riuscire a guadagnare qualcosina in più nella vendita del Milan stesso, visto che il fondo Elliott ha deciso di vendere a una bella cifra e c'è già l'offerta. Insomma, l'Inter se prende Dybala assesta qualche piccola posizione mancante oppure in qualche modo riesce a tamponare il Milan che ha un organico già di una certa importanza va a prendere magari per i nuovi investitori che ne so che arrivano gli arabi prendono 2 o 3 giocatori di prima fascia
qua comincia a essere difficile per la Juve, no? Quindi è un momento veramente transitorio ed è importante l'anno prossimo ripresentarsi nel migliore dei modi. Non ti Allora, preoccupa questo? Fulvio metti sempre il dito nella piaga, eh? Sì, sì, certo, è ovvio. Quindi. Vabbè, quello che penso è che No, no, innanzitutto... non è che è un po' la verità, ecco, perché poi ti dico la certo. verità che dall'altra parte abbiamo anche il Napoli che perde Insigne, ma non so fino a che punto sia una perdita, Errore perché sbagliatissimo lì secondo me hanno fatto male i calcoli. vabbè, allora parleremo dopo, anche abbiamo tutto una E scaletta. invece del Milan penso che Maldini e dirigenza abbia fatto dei passi da gigante, abbia fatto un ottimo lavoro perché ha messo in piedi una formazione di persone che sì, sono forti, ma ha preso giocatori tipo come Messia, che era sconosciuto, l'ha messo in campo e comunque rende. Quindi penso che il lavoro di Maldini e dirigenza è stato un lavoro studiato, complesso e portato avanti col tempo, dando comunque forza alle decisioni che hanno preso e i fatti dimostrano che comunque il lavoro è un Ha lavoro pagato sbagliato. da questo punto di vista. Lo stesso Magnan, devo dire la verità, non me l'aspettavo, ha fatto parate su Un parate. po' nessuno se l'aspettava. Esatto, no? Infatti, Nessuno. quindi vabbè, insomma, è stata una giusta scelta sia economica che ovviamente sportiva e di ricerca del talento da questo punto di vista. Quindi il Milan, vabbè, ha però dei giocatori che possono crescere, si sono più convinti anche della loro forza. Ovviamente sono quasi 2 anni che sono primi, secondi, primi, quindi sono lì. Qualche innesto dove lo vedresti? Un innesto, non so, un paio di giocatori, dove metteresti mano, per esempio, nell'organico, Nel Milan, nell'11 del Milan? secondo me, è l'attacco. Mm. L'attacco, perché comunque lì davanti Giroud, Ibrahimovic, Leao, sono due di questi sono giocatori che ormai hanno dato tanto al calcio. E Quindi quindi metteresti qualcuno come mezzala, mezza punta, attaccante punta, nuovo, centrale? attaccante, anche centrale, anche Sì. centrale, perché comunque Ibra faceva il centrale. Beh, quindi ci vorrebbe un centravanti, vabbè, quello che sta davanti da solo, quindi potrebbe essere una sorta di Vlahovic, per esempio, Esatto, messo in esatto. quella posizione lì, e poi dietro hai Leao da una parte e poi hai due posizioni, uno che va avanti e dietro come Saelemaekers e centrale c'era Giocatore pazzesco lui, giocatore veramente forte. A me piace come giocatore. Leao. Sia Saelemaekers che Ah, Leao. Saelemaekers, ok. Sì, sì, Beh, sì. quindi vabbè, quindi allora da quel Sacrifica punto di tanto vista, lui. diciamo, Si prego. sacrifica tanto lui, avanti indietro, si sacrifica veramente tanto. Poi c'è Ibrahim Diaz che però è un po' più leggerino in quella posizione lì, non è stato, si aspettavano molto di più, tant'è vero che ha giocato Krunic che sì in quella Sì. posizione per fare anche un centrocampo anche un po' più potente, anche probabilmente servito. Vabbè, insomma, poi in difesa qualcosina, magari un centrale ci vorrebbe, dovrebbe rientrare Kier, quindi vabbè, insomma, staremo a vedere. Senti il tuo pensiero riguardo alla fine, cioè il Milan basta questo pareggio, tu sei convinto che il Sassuolo possa fare una partita pazzesca della vita e regalare agli interisti una vittoria? Io non credo. Io quello che penso conta relativamente. Secondo me comunque il Sassuolo non vuole andare lì per fare la mala figura, quindi sicuramente entrerà in campo con la voglia di vincere e il Milan farà altrettanto perché c'è uno scudetto in ballo e giocheranno una bella partita entrambe le squadre. Bene, vabbè, questo è una partita quindi godibile. A me sembra una partita un po' già da risultato scontato. Vedremo, vedremo. Abbiamo Perché sei interista. Lo so, però non lo so. Il Sassuolo ne ha prese 6 dal Napoli, ha vinto l'altro giorno 3-1, insomma, col Bologna. Giocano a giornata, quindi vedremo. Senti, abbiamo parlato anche di Insigne, tu hai detto che è un giocatore che è un peccato mandarlo via. È anche vero che però è un giocatore che a me piace, tocca la palla benissimo, un giocatore che inventa, però sono tanti anni che
secondo me dopo un numero tot di anni devi anche cambiare qualcosa, tipo non so, l'Inter ha avuto nel passato 7 anni di Christian Vieri per esempio e non vincevamo niente, giocare sempre allo stesso modo, 7 anni di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, lì hanno vinto tutto, dopo 7 anni, anche al di là della questione anche ovviamente numerica di soldi, però incomincia ad avere una certa età, c'è stata l'offerta della Juve, eccetera, eccetera. Però credo che dopo un po', almeno dopo un lustro, la gente anche voglia qualcosa di differente. Sì, però la gente secondo me è anche abituata ad avere un leader, un capitano. Togliere Insigne a Napoli è come togliere Totti a Roma, e Spalletti ha sempre fatto questo nelle squadre. Appena andava in una squadra decideva di buttare giù la leggenda per avere più voce, più forza in capitolo lui. Quello che tocca a Spalletti va, non dico a rovinarsi, ma c'è sempre qualche cosa che non va. Sicuramente il Napoli poteva avere un occhio di riguardo per il suo capitano e ci dispiace, a me dispiace tantissimo. E poi Però, scusami, hai fatto il paragone di 7 anni di Ronaldo, 7 anni di Vieri, però sono giocatori diversi, sono due cose diverse, cioè tre cose diverse. Vieri ha un ruolo, Insigne ha un altro ruolo e Ronaldo ha un altro ruolo ed ha altre caratteristiche. no, capisco una cosa, che Insigne è un po' la bandiera del Napoli, però è anche vero che non è stato il suo presidente a mandarlo via, ma sono stati 9 milioni offerti dai canadesi. Quindi arrivato a un certo punto lui prende e se ne va via perché l'offerta del genere è irrinunciabile, non c'è nessun motivo al mondo che uno possa dire vabbè, non... È E vero, quindi d'altronde 9 milioni non li avrebbe mai dati. ma lui ne aveva chiesti 7,5 però al presidente, al Pres, mi sa. 7,5 o 6 addirittura. Non puoi farlo andare via. Anche Vabbè. perché non so quanto ne prende adesso, però è sempre comunque sia il capitano del Napoli. Sai, poi in queste cose molte volte vengono fuori Secondo me Spalletti ha voce in capitolo anche qua. i presidenti fanno anche soprattutto uno come De Laurentiis si fa il protagonista ovviamente della propria, anche perché poi ha risollevato il Napoli, non vuole che i conti vadano male, quindi devono essere sempre a posto, quindi ci tiene nella gestione ovviamente anche un po' familiare della società. Spalletti non sono molto d'accordo perché Spalletti ha mandato via, non è che ha mandato via, era ingestibile la situazione di Icardi all'Inter, mentre invece con la Roma lui ha fatto giocare sempre Totti, ma nell'ultima, quando è ritornato Totti, cioè la Roma di Pallotta doveva entrare in Champions e Totti non poteva durare, dice io ho i dati e Totti non riesce a tenere tutto, preferisco centellinarlo, utilizzarlo, infatti entrava, segnava, ma se gli fai fare tutta la partita, cioè uno che ha Ma 40. neanche metterlo a un minuto dalla fine, però. No, ma quello no, ecco, quelle situazioni lì no, ecco, quindi ma dopo alla fine Le situazioni erano queste, io me lo beh, ricordo. io forse perché ho allenato, però penso anche alla gestione globale. Allora, gestire il minutaggio di un giocatore e farlo giocare il giusto minutaggio è un conto. Farlo entrare a 1 minuto/2 dalla fine, No, quello no. tutte le volte al giocatore magari la prima volta non gli pesa, la seconda inizia a storcere un attimino il naso, la terza ti dice ascolta così non va bene. E poi sai, basta vedere Ibrahimovic sostituito anche al Milan, un anno fa, un anno e mezzo fa, lo toglievi a 20 minuti dalla fine, era nero. Sono giocatori che vorrebbero giocare sempre comunque, quindi non è semplice. Vabbè, comunque il Napoli non lo vedi quindi ancora una squadra un po' in rifondazione, però ha sempre un buon organico, no? Quindi, No, certo, io ha una bella rosa di giocatori il Napoli, eh, Mertens, è organizzata bene, cioè, per me è da prime quattro, poi che abbia perso qualche incontro diretto, qualche partita un po' maledetta, chiamiamola così, ma è normale, il gioco del calcio, no? certo, è inevitabile. Va bene, quindi vediamo un po' questo. Senti, invece passiamo a questa situazione, no? Qua abbiamo le due romane, abbiamo uno scambio qua tra Maurizio Sarri e José Mourinho. Uno non ha avuto acquisti, solita storia della Lazio, dall'altra parte invece Mourinho
è riuscito a eliminare alcuni giocatori che non ne andavano bene e ne ha presi altri nella sessione di gennaio. Effettivamente è cresciuta la squadra, però sono sempre lì. Adesso, vedendo un attimo la classifica, di 2 punti, vista l'ultima partita che è andata male alla Roma col pareggio interno con il Venezia, abbiamo una Lazio a 62 e una Roma a 60, 72 reti fatte della Lazio, 56 della Roma. Segna poco, difende abbastanza bene. La Lazio è il solito discorso della... Hanno Scusa? segnato poco e hanno preso pochi gol anche in confronto alla Roma. Esatto, alla Lazio. Invece la Lazio segna di più perché ha anche un bel giocatore davanti su cui vai a finalizzare come Ciro Immobile, e poi dall'altra parte invece però prendi dei gol. Insomma, è inevitabile un po' la coperta corta, no, delle squadre di Sarri. Quindi secondo te Sarri ha fatto comunque bene, perché vedendo un attimo l'organico è riuscito comunque a mantenere quella posizione che era bene o male la stessa mantenuta da Simone Inzaghi, a ridosso delle prime 4, se non talvolta andare a prendere il quarto posto. Comunque Sarri ha perso un giocatore come Correa, cioè, penso un giocatore come Correa, sì, certo. Comunque nell'organico dell'Inter Correa non sta rendendo come rendeva da Lazio, non ha la stessa continuità, quindi Sarri, poverino, è un grande allenatore, ma si deve adattare ai giocatori che ha. Perché Ti è piaciuto Sarri nella condizione quando è venuto alla Juventus? Ha fatto quello che ha potuto con gli stessi giocatori. Aveva anche Ronaldo. Mm. E infatti ha portato a casa lo scudetto, mi pare. Sì, di un punto sull'Inter. Eh. Esatto. Ecco, vabbè, invece Mourinho? Grandissimo allenatore, cosa gli vuoi dire a Mourinho? Beh, mi fa piacere perché molti dicono bollito. Io spero Bollito, bollito, però intanto in finale di Confederation Cup con i giocatori e la rosa che ha. Sì, poi appunto, vai a vincere un torneo del genere, a lui manca, quindi è il primo anno della Conference Cup, quindi è arrivato a un certo punto andare a prendere per lui sarebbe una cosa pazzesca, anche per la piazza di Roma, no? Sarebbe positivo. Per i tifosi, certo. Esatto. Comunque l'allenatore che ha fatto il triplete con l'Inter arriva alla Roma, vince il primo trofeo, la Confederation, è bello, cioè secondo me è una gran festa. Non potevano all'inizio entrare nel novero delle 4 squadre della Champions, le 2 romane. C'era gente che era molto positiva a sta Sì? cosa. Ho sentito delle persone che si parlano di calcio, no? E pensavano che la Roma comunque avrebbe chiuso il campionato in una maniera differente. Pensavano per esempio che l'Inter avrebbe avuto, diciamo, delle grosse difficoltà, il Milan invece si sarebbe mantenuto, la Juve avrebbe con Allegri mantenuto un certo livello, e poi il Napoli ovviamente, no? Quindi insomma, arrivano 2 grandi allenatori. Infatti quest'anno è stato anche un po' l'anno un po' degli allenatori, Allegri, Mourinho, Sarri, no? Che sono spostati, no? Quindi comunque un campionato come questo sì? È l'essenza del calcio per me. Fino alla fine si lotta per lo scudetto, è bello. Beh, mi fa piacere questo tuo ragionamento, perché io invece ho delle battaglie ovviamente dialettiche, polemiche con amici che dicono che il nostro campionato è veramente un campionato inesistente. E invece... Allora, è bello, ok, sì, è vero. Allora, è bello vedere la Juventus che non continua a vincere, anche se sono juventino, ok? E vedere comunque 2 squadre che si affrontano fino alla fine a viso aperto per vincere questo scudetto. Ma in confronto ad altri campionati, la Serie A io la metto alla terza posizione. Liga, Premier League e Serie A. Anche per me, diciamo che in questo momento la differenza la fanno ovviamente i soldi e le risorse, perché chi ha i soldi va a comprare i giocatori, però importanti. Però è anche vero che noi abbiamo capacità di fare calcio, al di là del fatto che siamo stati eliminati, non parteciperemo ai mondiali di calcio, però comunque eravamo campioni d'Europa, quindi abbiamo fatto un filotto di 37 partite, che è il record mondiale di sempre, quindi è stata sfortuna, secondo me, la squadra c'era, ecco, quindi quel discorso che riguarda il calcio italiano, secondo me è proprio assurdo liquidarlo così, ecco, quindi avessimo qualche soldo in più probabilmente andrebbe meglio. Secondo me doveva fare altre scelte alla fine Mancini. I giocatori sono quelli,
però un po' se Nella dice partita con la Macedonia, dici? sì, 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 sì. quella partita la devi combattere, la devi studiare un po'. Fece lo stesso errore, secondo me, Ventura con la Svezia, quella partita lì, il ritorno lo devi fare scompaginare tutto, perché tanto ormai perso per perso, è meglio andare, non puoi Ma far calcoli. la cosa che comunque ti lascia un attimo pensare è che tu hai vinto l'Europeo, ok? Sei andato con gli stessi giocatori a fare la qualificazione ai mondiali, non è che hai fatto una bella figura. Adesso, senza No, voglia la di... bella sì, no, certo, però è anche vero che c'è stata molta sfortuna in quella situazione, Ma quindi abbiamo avuto anche molta fortuna negli europei, però. Il calendario degli europei non è che era beh, una però roba ogni difficilissima. competizione, vabbè, però Io dissi al mio socio, giuro, dissi al mio socio Scave, quest'anno l'Italia vince gli europei. beh, bene, meno E male. dopo gli europei. Ecco, lo possiamo contattare per sapere chi vincerà tra No, Inter e no, Milan no, no, domenica no, no. prossima? Io sono superstizioso. Vabbè, senti, Te lo faccio scrivere in privato. cosa? Te lo faccio scrivere in privato, va Va bene? bene, dai, mandami dai, la sua, benissimo, dai. Senti una cosa, questo per me è l'allenatore sorpresa di quest'anno, italiano perché è venuto da una gavetta, ha fatto bene con lo Spezia, ha fatto bene con la Fiorentina, con un attaccante che gli aveva appunto, l'abbiamo visto prima, lo score di 17 gol in 21 partite e adesso poi è stato sostituito da alcuni che non è che siano da Pionte e Cabral, mezze punte messe sulla fascia destra, magari molto veloci, però Nico Gonzalez, però arrivato a un certo punto è un allenatore che mi sembra abbia in qualche modo dato la giusta posizione alla Fiorentina attualmente, poi dopo vedremo. Questa è la mia sorpresa, è l'allenatore sorpresa. C'è un altro allenatore sorpresa o anche tu consideri italiano un po' la rivelazione? Guarda, per me l'italiano sicuramente sta facendo molto bene, ma anche il Verona ha sorpreso le aspettative comunque. Il Il Verona, Verona lo vediamo qua 52 punti, non in classifica, tra parentesi ha un trio che segna tanto, che sono Simeone, Barak e Caprari, insieme esatto. non so adesso fanno 38 gol credo, una cosa del genere. E quindi insomma è una squadra che anche vuol dire che è equilibrata, no? Il Quindi Verona, anche quando ha giocato contro la Juve, ma proprio ha giocato un bel calcio, non si è arresa perché davanti aveva la Juve, ha picchiato duro. È una bella squadra, a me piace il Verona. Poi Simeone comunque è un torello, sì, spinge, è migliorato molto, è migliorato molto. segna, mi piace proprio come formazione, come squadra, come gioca. Bene, vabbè, quindi la sorpresa è il Verona, Per me sì, ecco. per me sì. Quindi Tudor, scuola Tudor, Juventus, scuola Tudor. Juventus. Volevo vedere se Se ci arrivavo, ecco, a sapere qual era l'antifona. Vabbè, abbiamo visto poi dal punto di vista, diciamo, invece calcistico del calcio italiano, tu dici che, vabbè, insomma, purtroppo abbiamo avuto la debacle da questo punto di vista e quindi, vabbè, che ci vuoi fare? D'altronde è un po' così, è andata così. Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno e quindi speriamo di riuscire a recuperare. Purtroppo 12 anni senza i campionati del mondo sono tanti, però è capitato anche alla Francia, è capitato anche all'Inghilterra, quindi siamo in buona compagnia da questo punto di vista. Senti, il prossimo turno, adesso lo facciamo, eccolo qua, 38esima giornata, io faccio questo giochetto, quindi metto in rosso le partite più importanti, in giallo quelle un po' meno e poi via scalare fino a quelle grigie che non dicono nulla. ok. Sassuolo Milan e Inter Sampdoria ovviamente perché decidono il campionato. Poi abbiamo Salernitana Udinese che se vince la Salernitana automaticamente il Cagliari è in Serie B. Poi abbiamo Lazio Elas Verona, partita non facilissima. Torino Roma, anche questa è una partita non facilissima per la Lazio e per la Roma. Questa perché se loro vincono comunque prendono loro la posizione per l'Europa League. Poi una bellissima partita comunque di cartello Fiorentina-Juventus. Bellissimo. La Fiorentina deve comunque cercare di mantenere il passo, distanziarsi dall'Atalanta che gli potrebbe Vlahovic, capire il posto Vlahovic, alla settima. Scusami? Vlahovic.
Poi sai c'è che Vlahovic di mezzo da questo punto di vista, è vero, però dovrebbe tenere anche a distanza ovviamente l'Atalanta, che tenterebbe il colpo di riuscire almeno a essere settima per la Conference League. Poi c'è Venezia-Cagliari, che è una partita che ha una sua importanza, però dipende sempre da Salernitana Udinese. Spezia-Napoli, una partita dove non c'è nulla da... probabilmente giocano a viso aperto, il Napoli magari a fare 3 punti con lo Spezia, arrivare a quota 79 è una bella quota comunque. E poi l'ultimo Genoa-Bologna, che non dice niente perché Genoa è retrocesso, il Bologna ha perso l'ultima partita, non ha più da dire nulla. Quindi qual è la tua partita che tu andresti a vedere, al di là delle simpatie per la Juventus, per interesse, no? Se vuoi te le faccio rivedere. sì, per me Inter-Sampdoria. Perché Inter Sampdoria non Sassuolo Milan, per esempio? Perché l'Inter quando è sotto pressione gioca sempre bene, quindi andrei a vedere uno spettacolo già sicuro. Ok, e quindi, però tu all'inizio della trasmissione avevi detto che il Sassuolo potrebbe andare in campo con la voglia di non essere, Sì, diciamo, un certo. comprimario, e quindi potrebbe essere una partita importante, perché il Milan dopo a quel punto prende un gol, magari si sbilancia e chissà, è una situazione Vado tutta... dall'Inter perché devo gufare io, eh. Bene, grazie. Va bene, senti, abbiamo il Biagio Castagna che si è inserito, lui vede le sue scelte, quindi Fiorentina, Juventus per lui come scelta, e ovviamente Inter Sampdoria con il video su Sassuolo Milan, ma lui è il radiocronista del web e quindi delle partite dell'Inter, quindi per questo che seleziona sempre una partita dell'Inter. Vabbè, queste sono le situazioni, diciamo, più importanti. Ecco, un'altra partita interessante, quale può essere secondo te? Vado a vedere la Juve. Vabbè, Che ok, comunque, quindi comunque andresti a vedere. Fiorentina-Juventus, la roba di Vlahovic, Sì, come te e come tema. comunque delle ferite aperte da Bernardeschi a Chiesa, Baggio, sempre guerra. Bernardeschi è un giocatore che è tecnicamente valido, però io mi ricordo che quando giocava nella Fiorentina una volta l'avevano messo anche come mezzala al centro del campo e lì entrava dentro nel burro, no? Poi dipende sempre dalle partite. E ho detto, questo è un bel giocatore, poi si è perso un po', no? Forse andare nella Juventus non è stata la scelta migliore. Secondo me Bernardeschi è un giocatore di alte potenziali, però non sono giocatori che possono fare la differenza alla Juve per me, non è quel tipo di giocatore che può fare la differenza. Cioè, tu guardi Chiesa giocare e vedi Bernardeschi, cioè si vede 100 volte che Chiesa è molto più fame. Bernardeschi ha un altro stile di gioco, Sì, non è quel giocatore che secondo me alla Juve può fare la differenza, come la può fare magari un Pogba che ha fame, cattivo, un giocatore che comunque è anche tecnico. cioè secondo te, cioè praticamente il tuo ragionamento... Torna a essere Bernardeschi se gioca in una squadra come la Lazio, allora Bernardeschi gli fa la differenza per me. Però tu qua stai parlando da un punto di vista, chiamiamolo così, di personalità, no? E anche di caratteristiche, perché tu Sì, perché parli di Chiesa e di Pogba, che praticamente loro mettono sempre in prima posizione la potenza fisica, no? Perché l'accelerazione di Chiesa in certi momenti è straripante. Pogba è sempre stato uno che palla al piede, non lo fermavi, 1,90 è difficile fermarlo. Bernardeschi è uno che magari tocca di più il pallone, no? ma è Quindi anche, dipende. è anche molto tecnico Pogba, come il gol di Sì, Ternanez. Il gol di Ternanez che ha fatto adesso ieri è partito dalla difesa, si è fatto 95 metri quel Cristiano, sì. Cioè, è partito, se ne è scartati 5, è arrivato, tirato in porta, ha fatto gol. Un giocatore pazzesco, ma devi avere forza, non devi stare lì a cincischiare quel pallone. Bernardeschi lo vedo molto, anche in nazionale, cincischia, cioè, è forte, ma non è da Juve. Ecco, infatti con Chiesa in campo Bernardeschi farà spesso la panchina, ma questo è un po' anche la realtà, no? Quindi è vero che da questo punto di vista è stato così. Devo dire la verità che però La ho cercato... differenza alla Sì, Fiorentina, fortissimo la Fiorentina, alla Lazio, al Sassuolo. Lo puoi mettere lì. Già se lo mandi all'Inter, se non lo fanno giocare con continuità, come ha giocato la Fiorentina, fa fatica. Perché è un tipo di giocatore che secondo me, a mio parere, va fatto giocare tutte le domeniche. ecco, qual è il tuo tipo di calcio? Visto che qua stai in qualche modo dando
dando significato a determinati profili, come per esempio appunto Bernardeschi, non ti piace tanto, mentre dall'altra parte ti piace Pogba e Chiesa. Quindi vuol dire il calciatore di adesso deve avere qualità, ovviamente è chiaro che questa è una cosa lapalissiana, e ovviamente tantissima forza fisica, però è anche una questione forse anche di personalità. Bernardeschi ha sempre dato dimostrazione, almeno la sensazione di essere un po' più leggero, no? Di entrare in campo un po' più non sul pezzo, non sul pezzo. Dall'allenatore anche lì, cioè il mio socio giocava a calcio, no? E mi ha insegnato tante cose su queste cose qua. Io ero molto chiuso su sta cosa qua. E quando lui mi dice a me, dai Simo, dai, mi motiva, cioè entro anche con un'altra ottica io, no? Beh, questo è un discorso di natura psicologica, sappiamo benissimo che nel calcio c'è lo psicologo in ogni società, e credo che anche Bernardeschi non abbia bisogno dello psicologo. Però. No, per amor di Dio, non ho detto benissimo. questo. Io ho detto che secondo me non è un calciatore che può fare la differenza in una grande piazza come Juventus. Qual è il tuo tipo, scusami, il tuo tipo di calcio? Ritorniamo alla domanda, il tuo tipo di calcio, quindi un calcio pragmatico, perché per esempio c'è una vecchia storia, no? Che ormai si protrae da più di 30 anni, 35 anni, che io apprezzo fino a un certo punto, quella di Sacchi, che dice dobbiamo essere più per il gioco e meno risultatisti, che poi è un po' la polemica che c'è tra Sacchi e Allegri. Come ti collochi tu? Cioè difendi il risultato a tutti i costi? Io per esempio difendo il risultato ad oltranza, perché se dopo perdi e poi aver giocato bene, come è capitato anche all'Inter più volte, però quest'anno non vinciamo lo scudetto, quindi vuol dire che alla fine qualche errore l'hai fatto e devi essere proprio più cinico, no? La Juve di Allegri era bella a vedersi, ma era anche cinica. Adesso ti faccio una domanda io a te, scusami se mi permetto. Prego. Se tu vuoi vincere, cosa devi fare? Beh, vincere bisogna vedere, perché molti dicono per raggiungere è più bello raggiungere il risultato con il bel gioco, no? Questo è secondo me un po' il gioco non vuol dire fare catenaccio in difesa e prendere un gol a partita, e quello è il discorso. Cioè, fare catenaccio come abbiamo visto col triplete, va bene, abbiamo vinto il triplete, ok, avete fatto catenaccio, avete vinto, ma non è un bel gioco, a mio vedere. Io vado in campo e mi gioco la finale, è un altro calcio. Va bene, quindi siamo distanti da questo punto di vista, quindi va bene, insomma, quindi allora è sbagliato il tuo allenatore, allora non va bene allora Allegri, ci vorrebbe quindi poi sai, bisogna anche vedere, perché Klopp, parlano tanto di Klopp, che è un allenatore che stimo veramente, ma lui gioca all'italiana, è inutile che stiamo qua a raccontarcela, Infatti no? è in finale. Infatti, e allora quindi vuol dire che praticamente il calcio non ha nessuna novità. Il calcio è basato, il Milan stesso, dicono che il Milan gioca un calcio europeo, però l'hai detto tu, ripartenza, lancio lungo su Leao, perché l'Atalanta era in avanti, contropiede, gol. Appunto, anche perché se partiamo dal basso, ok, se andiamo a vedere gli errori dei portieri di quest'anno, partendo dal basso, sono altissimi. Cioè, un portiere si sta svalutando, anche il portiere questo è una regola, però è diventata un po' una regola del calcio, no? Quella di dover partire da dietro. Ma chi è che lo dice? Chi è che l'ha inventato? Cioè, dov'è l'obbligo? La palla deve uscire in questo modo. Ho capito, ma La palla deve uscire in questo modo, non è che ce l'ha insegnato, non è che non puoi fare la rimessa lunga dal portiere, il portiere non può più fare la rimessa lunga. Però può È lanciarla. è una regola da quest'anno, è una regola, quindi ma può lanciarla. se gliela ridanno indietro. Però dall'inizio, se ti ricordi, il calcio fino a qualche anno fa arrivava il portiere, faceva una bella rincorsa e tirava a lancio lungo, superava la metà campo e andava sul centravanti. Adesso questa cosa qua l'hanno fatto per dare più spettacolo. È una regola che comunque ha penalizzato quelle squadre che comunque giocavano in quel modo. Ho capito, però hanno creato delle forme, diciamo, chiamiamolo così, tra virgolette, di spettacolo, perché poi non so quanto sia spettacolare vedere la papera di Radu che gli dà una palla indietro e la liscia. Esatto. Però è anche vero che tutti i difensori devono saper giocare il pallone, il portiere deve saper giocare bene con i piedi, quindi insomma credo che sia anche positivo da questo punto di vista. Poi diventa lezioso, diventa anche stucchevole.
Ma il portiere deve giocare con le mani, cioè non ha senso che il portiere sappia fare il mediano o il difensore che è in posta. Cioè, adesso hanno messo questa regola e vabbè, ok, l'accettiamo e dobbiamo accettarla, è così. Però il portiere per antonomasia ha sempre fatto il portiere. Perché perché Questo, sennò io prenderei Vlahovic, lo metto in porta perché è alto 1,90 vabbè, d'altronde questo purtroppo è la regola che c'è un po', quindi mentalità spiccata di capire per tempo la giocata da fare per mandare fuori tempo l'avversario. Il discorso è proprio questo, cioè il calcio di adesso non ha nulla da inventare, se no appunto situazioni di questo tipo, ma se tu sei veloce, più veloce dell'avversario, anche da un punto di vista mentale, non solo fisico, alla fine le differenze le fai. Quindi solo che adesso è diventato un problema, no? Perché è diventato tutto un calcio fisico. Infatti mi fa piacere che tu riesca ad apprezzare giocatori come Pogba, ma anche Chiesa, anche se Chiesa è più un cavallone da un certo punto di vista, però Chiesa Pogba... è il migliore calciatore, uno dei migliori, scusi, uno dei migliori calciatori infatti, in Italia. infatti Chiesa, se l'avessi, Barella, probabilmente Barella, se l'avessimo avuto contro la Macedonia probabilmente sarebbe stata anche una cosa differente. una partita diversa e con un È una risultato partita diverso. differente. A dicembre andavamo in Qatar. Esatto, quindi poi vabbè, però hai ragione da questo punto di vista, è un giocatore che comunque non molla mai, spezza le partite. Senti, parlando di giocatori veloci che spezzano le partite, abbiamo questo giocatore che è Kylian Mbappé. Oggi è venuto fuori la notizia che praticamente adesso a giugno dirà dove andrà a giocare perché si conclude il contratto con il Paris Saint-Germain e lui andrà a giocare nel Real Madrid. Quindi alla fine, dopo tutto questo periodo di pandemia, dopo questa calmierare, diciamo, tenere un tetto per i vari stipendi, ci ritroviamo comunque con Mbappé che guarda caso ritorna in una Real. squadra spagnola. Al Real, primo campionato d'Europa. Vabbè, ti piace di più il campionato, quindi No, 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 quello no, no, spagnolo o quello inglese? non ho detto questo, però giocano un calcio differente. Il calcio, abbiamo visto la Champions League, Liverpool, cos'era? Liverpool, Real, giusto? Villarreal. Villarreal, che partita era? Beh, c'è stata anche la bella partita dall'altra parte, però dopo lasciamo perdere perché dopo Non ha nulla quando a che vedo vedere che con una partita, con una super partita di cartello tipo Inter-Juve non è la stessa cosa, anche se comunque la grandezza societaria delle squadre è la stessa, ma non è la stessa cosa, non è lo stesso calcio, non è lo stesso calcio. ecco qua abbiamo Biagio che dice Mbappé con Benzema è una coppia francese, infatti è una bella coppia, no? Vero Simone? Sì, sì, sì. Senti, allora siamo arrivati in chiusura, ricordiamo allora i Wild Shark che tra un po' escono. Il 17 giugno con il disco che si chiama Bresis Volume 1, non vediamo l'ora di farvelo sentire. Ringrazio Fulvio per l'ospitalità, Grazie a te. grazie a te, e ringrazio tutti gli ascoltatori e spero di vedervi presto. Va bene, allora Wild Shark, Simon Roy e soprattutto quello che è diciamo il parere oppure il tuo compagno, il tuo sodale. È un tuo amico, eh? Il mio amico è un tuo amico, eh? Ecco, mi devi mandare esattamente come la pensa, visto che lui avrà utilizzato il pendolino da No, questo no, punto no, di lui vista. è un ex calciatore, era veramente forte, Ecco. giocava al Monza e lui è bravo, è proprio forte a calcio. Lui, Bene, va bene. lui e suo fratello se ne intendono tanto di Va calcio. bene, allora mi dirai chi sono esattamente e mi manderai soprattutto il pronostico in forma privata. Va bene, qua abbiamo Biagio Castagna, grazie Biagio, sempre molto gentile a seguirti. Ciao, complimenti, a presto, grazie anche a te. Ringrazio anche le persone che Anna Maria Pavesi, Maurizio Fusco, saluto Maurizio, Paolo Bondanza, Donato Delia, grazie per aver partecipato a questo che fa e grazie a Simo Roy, grazie allora. Donato è il mio boss, È il Ah, ho boss, capito. Donato Delia. esatto.
Ah, ho capito, della DD Entertainment, va bene, quindi Sponsor società ufficiale della Pro Vercelli. Va bene, senti, grazie Simone, tanti auguri per la tua attività musicale, per anche il tuo Grazie. ruolo all'interno di questa società di eventi, e poi anche per il calcio, perché è una bellezza, so che tu ci giochi e beato te che riesci ancora, che esce, anzi hai ancora tanti anni da giocare, quindi mi raccomando, gioca Secondo fino a me che tu mi puoi. fai le scarpe, mi fai le scarpe? Sicuramente Ormai. avrai più effetto di me, sicuramente. Sì, sì, sì. Va bene, grazie Simone. Ciao Ciao, Fulvio, Simo grazie a Roy. te. Ciao, 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 ciao. Va bene, simpatico, Simo Roy, quindi un giovane, quindi artista, rap, pop, e quindi lo aspettiamo appunto a metà appunto di giugno con l'uscita di questo disco, quindi sosteniamo i ragazzi, sosteniamo i giovani, cerchiamo di farli crescere da un punto di vista musicale. Questa è una vecchia storia a cui io ci tengo tantissimo, perché l'altro giorno c'era un format The Band sulla Rai, e vedevo le band che suonavano dal vivo, e c'era la Nannini che ha detto una cosa molto giusta, che io approvo da tantissimi anni, che all'estero ovviamente devi far suonare le persone, i ragazzi nei club, nei pub, come adesso avviene di sicuro in Inghilterra, ma anche negli Stati Uniti. Infatti la produzione musicale più importante è quella anglo-americana, quindi facciamoci delle domande, invece facciamo crescere assolutamente i nostri talenti musicali e artistici anche in Italia, come del resto anche quelli legati al calcio. Va bene, grazie per aver partecipato a Che Calcio Che Fa. Noi ci vediamo esattamente settimana prossima, appunto alla stessa ora, lunedì, con il nuovo campione d'Italia. Ciao.